Benvenuti ad AgriNews, il TG dell'agricoltura a firma di Veneto Agricoltura in collaborazione con CSQA, Bioagro Intermezzo e ARPAV. Questa puntata l'apriamo con un servizio dedicato agli Stati Generali della Pesca con la presentazione del Libro Bianco della Pesca e dell'Acquacoltura nella Regione del Veneto, lavoro di studio e analisi realizzato dallo studio Ambrosetti. È il Libro Bianco sulla pesca e l'acquacoltura, redatto in un momento storico per il comparto in cui ben 5 fattori concorrono alla crisi del settore. Un rapporto dettagliato sulle sfide future di rilancio guardando ad uno sviluppo sostenibile presentato agli Stati Generali della Pesca. Stiamo parlando di una filiera che nella sola Regione Veneto genera 160 milioni di euro di fatturato con più di 3.700 imprese attive e altrettanti appunto occupati sul territorio della Regione. Un euro investito in questa filiera ne genera ulteriori 1,18 nell'intero territorio e va oltre i confini regionali a beneficio di tutto il sistema paese. Quindi stiamo parlando di un comparto che ha delle ricadute che vanno oltre poi quelle della sola filiera. A questo poi si aggiunge un impatto sulla sostenibilità a 360 gradi molto ampio. Abbiamo dimostrato che 11 dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite sono impattati in modo diretto o indiretto da questa filiera, con 54 dei 169 target direttamente o indirettamente appunto legati anche al ruolo del pescatore che, come si diceva questa mattina, va oltre la sua attività primaria, ma è anche un ruolo di contatto con il mare, di tutela anche delle aree lagunari e spesso anche di economia circolare nella raccolta dei rifiuti. Magari reti non più in plastica ma più utilizzabile, ma soprattutto anche innovazione verso metodi di processo, di lavorazione che possano aiutare a lavorare il prodotto e a renderlo più appetibile nel mercato. Poi ovviamente c'è tutta la parte logistica che riguarda i mercati, il sostenimento dei mercati ittici, ma anche dei porti, delle marinerie che hanno bisogno di infrastrutture e di mezzi di comunicazione sicuramente più efficaci. L'agricoltura veneta nel 2021 vale 6,4 milioni di euro, più 2,9 rispetto al 2020, nonostante i tanti fattori negativi. Veneto Agricoltura ha pubblicato infatti il report sui risultati del comparto agroalimentare regionale nel 2021. Dopo le difficoltà dovute alla pandemia, il comparto ha registrato un lento ritorno alla normalità, rallentato comunque dall'andamento climatico non certo favorevole della scorsa primavera-estate. Una performance, quella ottenuta lo scorso anno dall'agricoltura veneta, che avrebbe potuto risultare ancora più interessante, ma purtroppo al generale miglioramento dei prezzi di mercato ha fatto da contraltare un calo delle produzioni dovuto appunto all'andamento climatico avverso registrato in primavera, gelate tardive e in estate, siccità e alte temperature. Il report è completo con il dettaglio dei risultati ottenuti da ciascun comparto è disponibile sul sito internet di Veneto Agricoltura www.venetoagricoltura.org. Nei giorni scorsi in alcune grandi città del sud della Cina si è tenuta la manifestazione Food and Wine Journey, il primo roadshow dedicato all'eccellenza agroalimentare italiana organizzato da ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, da Camera di Commercio Italiana in Cina e dalle sedi di Verona Fiere nel paese asiatico. L'evento ha visto complessivamente la partecipazione di centinaia di operatori e leader delle associazioni di importatori, catering e ristoratori. Agli appuntamenti sono intervenuti rappresentanti di oltre 50 cantine, 20 importatori di vino e 10 eccellenze alimentari italiane, presentate da chef italiani e cinesi a distributori, buyers, operatori Horeca e media. A fine agosto, sempre nell'ottica di promuovere in Cina i prodotti agroalimentari, in particolare i vini italiani, in programma l'importante evento Wine to Asia. Come sempre spazio anche alle nostre previsioni del tempo sui nostri campi con l'agrometeo a cura di ARPAV. Le temperature molto calde, superiori alla norma del mese di giugno e dei primissimi giorni di luglio, unite alla mancanza di pioggia, hanno rallentato l'ingrossamento dei frutti e l'accrescimento degli acini dell'uva, in particolare laddove lo stress idrico non sia stato anche solo parzialmente compensato da irrigazioni di soccorso. Dopo il temporaneo calo termico degli ultimi giorni, le temperature torneranno a salire in maniera significativa da mercoledì, mentre le piogge continueranno ad essere scarse o assenti. Le eventuali precipitazioni, che avranno comunque carattere temporalesco, saranno nel complesso inferiori a quelle medie del periodo.
Ed ora vi parliamo di cibo, in particolare quello a chilometri zero e stagionale, lo facciamo con lo chef Alessandro Mazzone. Oggi una pausa dolce, vi porto con me a fare un giro nella Padova degli anni 60 e in particolare in Prato della Valle, dove si dice sia nato la nafta, con solitamente era il gelato alla nocciola, a volte al pistacchio, che andava riempito con la panna montata e le amarene. Andiamo così ad inserire il gelato nel nostro bicchiere. In questo caso noi oggi utilizziamo un'altra delle nostre eccellenze del territorio e parliamo delle amarene Luxardo. Completiamo con della panna montata leggermente zuccherata, in questo caso utilizziamo un sifone nel quale abbiamo inserito un po' di zucchero a velo. Siamo nella zona di Soave, è una DOCG, Recioto di Soave. Questo secondo me oggi è il vino perfetto per questo abbinamento, che le bollicine ci aiuteranno a sgrassare un po' la bocca da questa panna. Bene, questo è veramente tutto. AgriNews vi aspetta nella prossima puntata.